Buongiorno a tutti e benvenuti. Siamo a Montefalco, città del Sagrantino, in provincia di Perugia. Essendo che ieri siamo partiti da Foligno, quest'oggi andremo in un'altra città, quella di Spoleto. Questo fine settimana a Montefalco c'è la festa del vino e delle contrade. Andiamo in direzione Spoleto. Autovelox alla nostra sinistra. Un po' più breve. Siamo usciti verso Spoleto. Oggi sono le ore 8:30. Lasciamo il centro abitato di Montefalco. A sinistra per prendere la strada provinciale della Madonna della Stella. La quale abbiamo percorso nel video di ieri. Abbiamo un po' accorciato. Si poteva andare allo svincolo qua a destra, ma è chiuso, la strada è chiusa per lavori, per la ricostruzione di un ponte.
qua ancora da qua ormai quasi 10 anni ci sono ancora le costruzioni degradate dal terremoto del 2016. Ci sono tante costruzioni ancora da ristrutturare. Là davanti il santuario della Madonna della Stella. Benvenuti a Madonna della Stella, frazione di Montefalco. Alla nostra sinistra il santuario della Madonna della Stella. Come sempre per il controsole, ne approfitto lasciamo passare, vieni. Sulla sinistra per San Luca, impianti sportivi. E noi giriamo a destra verso Castelritardi e Spoleto. Lasciamo il centro abitato della Madonna della Stella e giriamo a destra verso Castelritardi, Spoleto. Provinciale 447. Per la chiusura del ponte per lavori. Noi proseguiamo verso Spoleto. Mercatello, frazione del comune di Castelrinardi, tanto autovelox.
direzione. Siamo sulla strada provinciale 451 di Castelritardi. Per Castelritardi, lasciamo il centro abitato di Castelritardi. Bruna, Frezzo del comune di Castelritardi.
Venanzio, frazione del comune di Spoleto. A Maiano, comune di Spoleto. Venanzio, frazione del comune di Spoleto. Io vi ringrazio come sempre per essere passati, vi aspetto a un prossimo video.